Nell'ambito degli eventi organizzati dalla Questura di Agrigento, la memoria come valore, come eravamo e come siamo, si è svolto ieri a Villauria, dove esposta la teca contenente la quarto Savona 15, l'auto dove morì Falcone e la sua scorta, Capaci. Ieri ha visto la presenza del capo della polizia, Gabrielli, che al Giardino dei Giusti ha voluto ricordare con la collocazione di due targhe con i nomi di Antonio, Rocco, Vito, Claudio, Emanuela, Agostino e Walter. Presenti per l'occasione il sindaco Firetto, che ha portato il suo ricordo anche del magistrato Falcone in vita, di Tina Montinaro, di suo figlio e del questore Auriemma. Il prefetto Gabrielli ha voluto sottolineare come la guerra non è finita, che lo Stato vince e che la dimostrazione di ciò è l'esposizione di queste targhe, il ricordo del loro sacrificio. La riaffermazione della giustezza delle loro vite, dei loro comportamenti, la bestialità e l'arroganza, la protervia di chi ha messo fine alla loro vita, ma il fatto che oggi ricordiamo le vittime e non i carnefici credo che sia la dimostrazione più plastica che poi alla fin fine lo Stato vince, la legalità vince, le persone per bene sono, come dire, le vincenti di questa battaglia, di questa guerra che purtroppo non è ancora finita. Organizzazioni così radicate, così efferrate, cambiano strategia ma non spariscono dall'oggi a domani. Sicuramente i successi sono stati innumerevoli, anche a partire da quelle due tremende stragi che hanno risvegliato le coscienze, che hanno posto al fianco di chi combatteva, come i magistrati, come gli operatori delle forze dell'ordine, la società civile. Però non ci illudiamo, non abbassiamo la guardia, non immaginiamo che tutto sia un capitolo del passato, e quindi ricordare il loro sacrificio non è soltanto un atto liturgico, un atto rituale, ma è, se è possibile, la riaffermazione della volontà di proseguire nel cammino e nel percorso che loro hanno segnato, e soprattutto loro ci hanno insegnato come doveva essere percorso. Il momento repressivo, la riaffermazione della legge attraverso i tribunali è un passaggio imprescindibile, ma rischia di essere un fatto episodico se non c'è il coinvolgimento delle comunità, se non c'è un riscatto culturale, se non c'è una presa di coscienza di chi in qualche modo può anche e soprattutto nelle azioni di tutti i giorni prendere la distanza da queste organizzazioni, da questi soggetti che certamente non fanno il bene delle loro terre, non fanno il bene di questa terra, ma anche qui abbandoniamo il concetto che la mafia è siciliana, la camorra è campana, l''ndrangheta è calabrese. Purtroppo queste forme criminali sono diventate nel tempo pervasive, diffuse, non c'è più territorio non solo italiano ma del continente, ormai apprezziamo in negativo la presenza in altri continenti, quindi ed è il motivo per il quale sottolineo l'importanza che non si immagini che tutto sia concluso. È un vero piacere, anche perché ormai di manifestazioni fortunatamente ne facciamo veramente tante, però essere in un luogo così importante dal punto di vista storico, dal punto di vista culturale, è fondamentale, perché poi si parla del passato della nostra terra con accezione negativa, diciamoci la verità. Quando invece questa è forse la più bella dimostrazione che il nostro passato è un passato meraviglioso. La verità è fondamentale, nella quotidianità, in famiglia, sul lavoro, la verità è fondamentale per qualunque persona dignitosa, dico, a prescindere dal compito che si svolga. Per chi svolge un compito come quello dei ragazzi, perciò il poliziotto, la verità è ancora più importante sicuramente. Per noi familiari, noi intanto la subiamo in maniera particolare, sicuramente perché comunque siamo consapevoli del giuramento fatto dai nostri genitori, nello specifico da papà. Papà fece un giuramento come quello di tutti i poliziotti, cioè si mettono in conto tante cose. Chiaramente noi familiari aspettiamo, attendiamo
ma ci sono tante cose da chiarire, sfortunatamente. Non si deve fare poi neanche una battaglia personale, si deve sempre ricercare la verità, ma in tutte le storie che riguardano il nostro paese, non solo nella mia.